Diamo la parola a Marco Scagliotto, segretario provinciale del Partito Democratico di Venezia. Un saluto alle delegate e ai delegati, un caloroso saluto a Roberto, grazie per l'invito, grazie per la bella relazione che hai fatto, grazie perché oltre ai contenuti ci hai messo la passione, l'emozione che è importante, è fondamentale, grazie per il lavoro che hai fatto in questi anni e grazie per aver messo in quella relazione tante cose che personalmente condivido e noi del Partito Democratico condividiamo. Tu l'hai chiamata la tempesta perfetta, e questa situazione di grande difficoltà economica, il tema della paura di perdere il lavoro per chi ce l'ha e il fatto di non trovarlo per chi l'ha perso, o per tanti giovani, tante giovani che cercano tutti i giorni di trovare anche nel nostro ricco nord-est, ormai ricco nord-est, la possibilità di avere un posto di lavoro. In questa tempesta perfetta il vero problema riguarda non solo gli effetti determinati dalla crisi economica che viene causata da effetti esogeni, da fattori esterni, da fattori internazionali globali, ma c'è un problema che riguarda ognuno di noi. C'è una grande paura per quanto riguarda quello che sarà il nostro futuro. Il tema vero è la mancanza di fiducia e la mancanza di speranza. In questa situazione gli individui si chiudono in se stessi. Ognuno di noi, chi più chi meno, si chiude nella propria famiglia e viene spontaneo tentare di arrangiarsi, perché poi gli esempi che sono arrivati in questi anni, per primo dalla politica, sono stati degli esempi negativi. E quindi in questo senso c'è assoluta sfiducia rispetto a tutto quello che sono i corpi intermedi. Uno esce da casa al mattino, chiude la porta di casa ed arriva nel marciapiede pubblico, la prima cosa che gli viene da dire è quella un vaffa, diventa naturale verso tutto e verso tutti. Rispetto a questo dobbiamo recuperare tutti dando l'esempio, partendo dai partiti politici, partendo anche dal sindacato, mettendo insieme le forze per cercare effettivamente di andare a colpire, andare a toccare quelle che sono le questioni che hanno causato una crisi peggiore nel nostro paese rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo un problema di creare nuovo lavoro e di creare nuovi lavori, di attrarre investimenti, ma abbiamo anche il problema di fare in modo di salvaguardare il lavoro che c'è. Io cito il tema delle grandi navi, solo lo accenno solo. A me ha fatto molto piacere quello che avete fatto tutti insieme, sindacati, categorie imprenditoriali, con quella presa di posizione che non voleva dire qual era la soluzione migliore, ma faceva capire al mondo politico: state attenti perché potrebbe esserci uno shock occupazionale nel corso dei prossimi anni se quello che verrà fatto, quello che verrà deciso di fare, non verrà fatto con un programma preciso. Questo era il problema che è stato posto. E rispetto a questo sapete che io ho sposato in pieno quella tesi e ho tentato di far capire da parte del mio partito a livello provinciale a Roma che quelle scelte erano importanti, che era importante però anche mettendo al primo posto quella che è la salvaguardia ambientale, anche la salvaguardia economica e allo stesso tempo quindi i tempi per poter garantire che non ci fossero shock occupazionali. Oggi siamo al tema in questi giorni, il tema è del dibattito sul costo del lavoro e quindi se viene prima la riduzione del cuneo fiscale o viceversa la riduzione dell'IRPEF. Ecco, io spero che non si faccia l'errore che è stato commesso nel 2006. Nel 2006 il governo Prodi si è voluto accontentare tutti e nessuno si è accorto di nulla. Qualsiasi sia la scelta, l'importante è che la scelta riverberi in uno shock positivo, che riesca a rompere quella paura che c'è. Perché questa è la verità, c'è paura, non c'è fiducia, c'è sfiducia e c'è paura che si continua ad andare sempre peggio. Quindi qualsiasi sia la soluzione, mi piacerebbe fosse una soluzione non di rottura, ma fosse una soluzione che mette insieme la politica e le rappresentanze sociali tutte nell'individuare qual è il modo migliore per dare questo shock, ma credo che questo debba essere fatto. Su questa partita viene sul costo del lavoro, io pongo un altro problema e su questo ci siamo sempre trovati d'accordo con la CGIL quando ci siamo trovati, anche se io non ero segretario del Partito Democratico, ma in alcune battaglie le abbiamo fatte insieme.
Noi spesso e volentieri mettiamo contro alcuni fattori produttivi, io sto pensando che mettiamo contro il costo del lavoro col costo dell'energia. Cioè molte volte il fattore produttivo lavoro viene penalizzato perché abbiamo un problema relativamente alle infrastrutture energetiche che non viene affrontato adeguatamente nel nostro paese, e questo lo accettiamo senza fare le battaglie che probabilmente dovremmo fare. Questo è un primo ragionamento. L'altra questione è quella del costo della burocrazia. Io sono d'accordo quando Roberto Montagnier prima diceva la soluzione non è il metodo Brunetta, poi non ho capito, Brunetta l'ha scritto con la minuscola, quindi non ho capito tra virgolette se era ma credo sia l'ex ministro. No, non è quello. Il pubblico impiego è una risorsa in questo paese. Il pubblico impiego non sono dei numeri, sono delle persone che devono essere messe nella condizione ed essere messe nella convinzione che possono essere determinanti per cambiare questo paese, a partire dalla questione della burocrazia, che non è solo derivazione di leggi spesso fatte male, e me ne prendo la mia responsabilità perché la parte in cui anch'io ero legislatore, ma spesso e volentieri anche perché c'è un approccio sbagliato a partire dalle classi dirigenti, dove serve un ragionamento diverso. Guardate che noi possiamo creare posti di lavoro se iniziamo ad avere un approccio diverso, ognuno di noi, quando svolge determinati ruoli, con quello che è la questione burocratica. E in questo serve assolutamente un ragionamento di responsabilità. In questo mi fermo un attimo sulla questione del patto di stabilità, un argomento che, come sapete, mi sono dilettato ad affrontare in tutti questi anni, che l'anno scorso per Venezia siamo riusciti a risolvere direttamente sulla legge di stabilità, invece che quest'anno si è trascinato. Ma perché? Guardate che nessuno ha ancora capito come funziona il patto di stabilità. Il patto di stabilità interno non è il patto di stabilità europeo, sono due cose diverse. Il patto di stabilità europeo è rispettare il deficit e rispettare il limite sul debito rispetto al PIL. Questo è il patto di stabilità europeo. Il patto di stabilità interno è un'invenzione italiana, dove ci siamo detti che non basta che i comuni, le province, perché le regioni hanno un'altra situazione, facciano e abbiano un saldo positivo, ossia le entrate siano maggiori delle spese. No, bisogna che questo saldo migliori ogni anno. Allora io mi sono arrabbiato quando ho sentito parlare di saldo a Venezia. Venezia non ha bisogno di un saldo a Venezia. Venezia ha bisogno che gli sia riconosciuto la sua specificità. Se 3 anni fa portava a casa come entrata straordinaria la legge speciale e oggi non c'è più, è chiaro che se tu mi fai il calcolo e nel fare il calcolo devo migliorare un saldo che ho alle spalle del 14%, o mi togli dal calcolo la legge speciale, se no Venezia, chiunque sia il sindaco, non riuscirà mai a centrare il patto di stabilità. E in virtù di questo viene penalizzata 2 volte, cioè non si trovano i soldi della legge speciale, in più gli vengono tagliati, perché vengono applicate le sanzioni, i trasferimenti per gli anni successivi, e ovviamente il personale paga questa questione, che non dipende dalla produttività del personale in questo caso. Poi se vogliamo discutere della produttività del personale del Comune Venezia è un'altra storia, ma affronteremo un altro ragionamento. Allora su questa questione del patto di stabilità, come lo diceva, patto di stoltezza, è la stupidità del patto. Allora su questa questione dovremmo affrontare in modo serio. Per certi versi mi fa anche ridere il fatto di dire di trovare cose straordinarie per pagare le imprese, quando indirettamente il patto di stabilità ha obbligato di fatto gli amministratori locali, pur avendo i soldi, di non pagare le imprese per rispettare il patto, per non avere le sanzioni. Se c'è qualcuno che lavora nel pubblico, che è amministratore locale, le sa perfettamente queste cose, ma allora o ci facciamo male con le nostre mani o iniziamo a essere un po' intelligenti. In questo, sulla città metropolitana, sì, purché sia città metropolitana smart, cioè sia città metropolitana intelligente. Io non faccio la città metropolitana perché me lo dice una legge, perché grazie a questo elimino una provincia in più. Non è quello lo spirito, perché facendo così facciamo un altro errore. O noi cogliamo l'opportunità che ci dà questa la riforma e la possibilità di creare questo nuovo ente come opportunità vera di mettere insieme e di dare maggiori risposte. Il pubblico sicuramente deve spendere, non è detto che debba spendere meno, ma deve spendere meglio. Noi abbiamo verificato, ad esempio, che in alcune realtà il pubblico spende tanto su funzione 1 e pochissimo sugli asili nido. Allora, siccome sugli asili nido io spero che il famoso
2020, cioè il Trattato di Lisbona lo vogliamo rispettare per tutti gli indirizzi che dà, tra cui anche, esempio, i bimbi all'asilo nido. Esempio su questo, se togliamo ancora risorse, i comuni sicuramente non potranno dare il servizio asilo nido a tutte le famiglie e le mamme che chiedono questo tipo di servizio, quindi in quel caso forse dobbiamo spendere di più. E dove li troviamo i soldi? Li troviamo togliendoli dalle pulizie delle scuole? Penso proprio di no. Magari li togliamo da altre parti dove effettivamente ci sono delle spese eccessive. Esempio in questo ci sono alcuni, non tutti, ma alcuni comuni che in funzione 1, cioè la funzione affari generali, spendono troppi soldi. Per dire, Napoli è una di queste, spende pochissimo per l'asilo nido, spende tantissimo per funzione 1. Ho citato Napoli perché ho citato una città distante, ma può essere che anche qualche città del Veneto abbia queste caratteristiche. Allora quello che io dico, andiamoci dentro e facciamo delle scelte intelligenti. In questo noi del Partito Democratico ci siamo, e sono sicuro ci siete anche voi, come avete sempre fatto. Buon lavoro. Grazie.